Nel covo di Vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, ultimo rifugio del boss Matteo Messina Denaro, i carabinieri hanno trovato anche una pistola revolver Smith & Wesson, calibro 38 Special. La pistola, consegnata al RIS per le analisi, era carica e nascosta in un sottofondo di un mobile della cucina, che è stata smontata totalmente. Gli accertamenti tecnici diranno se è stata utilizzata per alcuni degli omicidi contestati al boss. Il video dell'ultima casa usata per la latitanza da Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso. Le immagini sono dei carabinieri del ROS e sono state girate nel covo di Vicolo San Vito a Campobello di Mazara. Sulle pareti i ritratti di Joker e del Padrino. In una delle stanze, oltre alle diverse paia di scarpe, anche una panca con attrezzi da palestra. È qui che i carabinieri hanno recuperato una pistola Smith & Wesson calibro 38 Special e con la matricola a brasa e una parrucca da donna. Atti di brutale e cieca violenza hanno di nuovo colpito l'Europa. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà e quella del governo italiano al cancelliere Olaf Scholz e al presidente del governo Pedro Sánchez. Dobbiamo mantenere alta la guardia nei confronti di persone e movimenti che vogliono distruggere le nostre società e attaccarci per ciò che siamo. Lo dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le parole della Premier arrivano all'indomani degli attacchi avvenuti in Spagna e Germania. La Triennale di Milano rende omaggio al designer e architetto milanese Angelo Mangiarotti, ospitando nei suoi spazi dedicati la mostra Angelo Mangiarotti quando le strutture prendono forma. Le risorse sono state messe a disposizione dalla Fondazione Angelo Mangiarotti, la quale ha collaborato al fine della realizzazione della mostra. Il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, è orgoglioso di ospitare i lavori di una figura storica così importante dal punto di vista architettonico e del design del Novecento, che ha saputo esercitare la propria influenza anche oltreoceano, dunque in Giappone, negli Stati Uniti ma anche in Europa. In particolare sottolinea la gratitudine nei confronti di Renzo Piano, che è stato allievo di Mangiarotti e ha lavorato in Triennale nel 1968 per la 14ª esposizione internazionale. Sarà possibile visitare la mostra dal 27 gennaio al 23 aprile del 2023.